Amici bellini, buongiorno, buon pomeriggio, insomma dipende da quando guarderete questo video e ci siamo. E il giorno dopo dobbiamo parlare di questa sconfitta e quindi individuare un po' le motivazioni, se si può individuare le motivazioni. Perdonate, il video non vi arriva di mattina presto, ma d'altronde è martedì, quindi cominciamo. Allora amici belli, come sapete è sempre martedì e quindi di sabato non è che uno si deve svegliare presto per andare a lavorare, se ve lo potete vedere adesso. Pasquale D'Agostino, benvenuto, è importante che vi iscriviate perché io qua devo vedere i tifosi del Napoli, non che si vince, arrivano le iscrizioni, no, bravo Pasquale che si iscrive in questo momento e lasciate i like perché lo avete imparato, che i like non sono per le vittorie del Napoli ma sono per il percorso, per tutto, per i video, la cortesia è sempre importante. Allora, abbiamo screenshot, abbiamo pagelle, abbiamo commenti, abbiamo fatto una bella live ieri dove abbiamo analizzato un po' tutto, la reaction l'avete vista e già in reaction qualche screenshot me lo sono fatto in reaction dal vivo perché si era notato subito e quindi tra i vari motivi, l'ho chiamato così il video, i 5 motivi, poi c'è un motivo bonus perché mi sono anche confrontato un po' con gli amici abbonati sul gruppo e vediamo un pochino di sviluppare questi 5 motivi e poi andremo alle pagelle. Non sono in ordine di importanza, ma mi sono addormentato pensandoci e mi sono svegliato con questa idea fissa dei 5 motivi. Anche dopo una sconfitta può venire un bel video, può venire un bel contenuto perché poi stavano finendo gli aggettivi, il Napoli è fortissimo, il Napoli è imbattibile. Il Napoli è battibile e vediamo il perché e vediamo se si può fare meglio. Sicuramente il primo motivo è un motivo tattico e visto che il motivo tattico si può vedere anche sullo schermo, andiamo di screenshot senza indugio. Tutto questo movimento, le grandi, che cos'è questo pallino rosso? Lo togliamo il pallino rosso, quello dovrebbe essere Zaccardo e capiamo un po'. Zaccardo Zaccagni. Quale Zaccardo? Allora, vediamo un pochino la situazione, siamo al 19esimo e questo un pochino è stato il leitmotiv di tutta la partita. Diamo i meriti a Sarri, io in live ne abbiamo parlato tanto, io non riesco a dire grande partita della Lazio quando la Lazio fa un tiro in porta anche un po' casuale, però è chiaro che ho ammesso la voglia, l'umiltà della Lazio nel fare questo tipo di partita e nel rinunciare anche a giocare anche dalla formazione. Se tu mi metti Vesino e togli il tuo regista vuol dire che vuoi fare legna e hai preparato questa partita, l'hai preparata così, l'hai portata a casa così. Questa è una partita che hai preparato praticamente per lo 0-0. Poi è chiaro che hai Immobile, è chiaro che hai Zaccagni, è chiaro che hai Luis Alberto, qualcosa te la potevi inventare, ma insomma il Napoli trova queste difficoltà. Vediamo Rachmani in possesso di palla, l'unica vera linea di passaggio libera è questa qua per Kim, perché poi lì ci lasciavano giocare, lì non ci venivano a prendere e vedete come la linea comincia da lo mettiamo qua, comincia da Immobile qui e si crea esattamente questo rombo intorno a Lobotka che è bello stretto e quindi la palla a Lobotka non ci può arrivare. Vediamo Immobile lì, vediamo Luis Alberto qui, Milinkovic Savic qui sopra e Vesino qui, e Vesino poi dà ovviamente un occhio anche alle due nostre mezze ali che avrebbero potuto aiutare un pochino di più, scendere anche tra i difensori per dare una mano, ma questo non è successo. Poi qui abbiamo Zaccagni perché le ali della Lazio dovevano guardare i terzini. In questo caso questo dovrebbe essere poi Felipe Anderson che guardava a vista Oliveira, e quindi in questa zona qua era difficilissimo giocare il pallone, bisognava sicuramente farla girare in maniera più veloce per farli shiftare un pochino di più e poi secondo me anche provare qualche pallata diretta verso Osimhen, un Patrick te la ributta al centro un po' come è successo a Kvara dopo. Quindi sicuramente il primo motivo è un motivo tattico perché Sarri
l'ha preparata molto bene. E da quest'altro screenshot si vede ancora meglio. Abbiamo sempre Rachmani in possesso di palla che trova Kim perché è l'unico libero. Qui è Lobotka, qui si stava un pochino abbassando Anghissà, però guardate che guarda in avanti, non guarda verso il pallone. Insomma, anche il body language. Qua abbiamo Di Lorenzo molto libero, ma Zaccagni, se Di Lorenzo è così basso, lo guarda in questa zona ma non deve intervenire perché poi il pallone non gli arriva. E abbiamo sempre questa situazione del rombo intorno a Lobotka. Guardate che se Olivera sta qui, il suo dirimpettaio Felipe Anderson sta sempre molto più dietro, quindi una Lazio che rinuncia al pressing alto, rinuncia a giocare al pallone, ci lascia il pallino e ci rende praticamente inoffensivi, perché questo scambio tra Kim e Rachmani non li fa neanche stancare più di tanto, ci guardano, li fanno i loro chilometri, ma questa è la situazione. Un altro screenshot sicuramente da vedere è per dare un po' di soddisfazione al capitano, che al 4° minuto, lo vedete bene, salva sulla linea un colpo di testa di Vesino. La Lazio avrebbe potuto andare in vantaggio subito. Su quel calcio di munizione credo battuto da Luis Alberto, la palla viene spizzata da Vesino, Meret battuto, ma ci arriva il capitano molto molto mentalizzato e concentrato. Allora, questo è uno dei motivi, e secondo me è il motivo principale. Prendiamo con un Abrabamo tattico perché siamo pronti anche con le pagelle tra un pochino. Richiamiamola, esattamente. Allora, questo è il motivo principale. Un motivo secondo me subito dopo è quello tecnico. Perché sì, il Napoli aveva difficoltà a trovare linee di passaggio, ma una delle cose, questa non è la prima volta che si blocca lo bot, che non abbiamo il modo di partire dal centrocampo. Benissimo, quando non succede questo, quando Anghissà non viene a prendersi il pallone, quando Zielinski non viene a prendersi il pallone o non si trovano le linee di passaggio per arrivare direttamente alla tre quarti, il Napoli molto spesso arriva dall'altra parte, quindi con Oliveira che può lanciare su Lozano, con Di Lorenzo o Rachmani che possono lanciare su Kvara, o lo stesso Ramir che può andare in verticale verso Lozano. Si è provato, Spalletti lo ha detto bene, ci è mancata un po' di qualità in questi passaggi, quindi parliamo di tecnica. E quando parliamo di tecnica, ce lo ricordano anche i nostri amici abbonati, è inevitabile pensare ci manca Mario Rui, ci manca un po' di quella tecnica qui, e abbiamo visto che con lui si sviluppa meglio, il suo piede per trovare anche direttamente Osimhen è più educato, e quindi se Osimhen sta bene sul filo del fuorigioco può essere servito e i palloni non vanno poi direttamente in fallo laterale. Quindi ti manca Rui 2 volte, perdi 2 volte. È un caso? Secondo me non è un caso. Voi nei commenti mi potete dire quale secondo voi è la motivazione principale, o se è una commistione di tutto, oppure se non è vero niente, perché poi c'è la motivazione numero 5 che potrebbe essere la risoluzione a tutto. Terza motivazione, il ritmo. Quindi parliamo di una squadra un pochino più opaca, un pochino meno brillante, perché se tu questi passaggi li fai con un ritmo più alto, può essere che li mandi un pochino fuori fase i tuoi marcatori e possono perdere qualche centimetro e trovi lo spazio tra le linee. Quindi motivo tattico, bravo Sarri a rinunciare, umile Sarri a rinunciare a giocare e a fare il catenaccio, ed è uno. Motivo tecnico, si poteva fare dei passaggi migliori, e ne è 2. Motivo di ritmo, se sei un pochino più brillante anche in avanti, perché poi qualche volta Kvara ci è arrivato a superare l'avversario e a creare qualche presupposto, si è arrivati con Zielinski, si è arrivati anche con Lozano che al primo tempo ha messo un po' in difficoltà Yusai, lo stesso Osimhen ha superato Patrick, lo ha portato alla munizione, bene, però con un ritmo un pochino più forsennato si poteva fare di più. Quarta motivazione, io dico il tifo. Ora qua è importante specificare, lo so, si sta parlando tanto di queste bandiere, io sono contrarissimo, bandiera col 3 dello scudetto direttamente allo stadio, no, c'è da aspettare, non è il caso. Non credo che questo abbia portato i giocatori a risultare insieme ai tifosi. Io il discorso del tifo lo amplio, perché mi fa sapere a Gioletto che era allo stadio, si è parlato, di nuovo si è trovata una situazione di sciopero del tifo degli ultra, e quindi alcuni non sono entrati, alcuni sono rimasti in silenzio. La protesta è anche logica se si tratta di una disparità. A noi di casa e la trasferta non ce la fate fare, e in casa non ci fate portare bandiere, vessilli e cose varie,
e quindi la protesta. Però se poi dopo alla Lazio, a quelli 1000 che ci stavano, gli permettete questo e quell'altro, al punto che si arriva a rischiare la vita di un bambino per le bombe carta, non va bene. Quindi ci siamo trovati in una situazione particolare dove lo stadio San Paolo Maradona era silente e si sono sentiti più i mugugni di quei tifosi che non sono gli ultra, che non cantano tutto il tempo, e che quindi quando il Napoli sbaglia un passaggio, siamo in difficoltà, si sente il mugugno e non si sente l'ultra che lo copre, con la Lazio che invece sparava queste bombe e facevano il tifo che volevano con le bandiere e tutto male. Quindi ci mettiamo un po' tutto: il tifo che ha esultato troppo presto, come si chiama, lo spritz Osimhen e i follower di troppo nell'esaltazione, e questo poi si lega al motivo numero 6 bonus che viene dagli abbonati, perché lì potrebbe essere una questione di età, e ci arriviamo subito. Il quinto motivo, che potrebbe poi risolvere tutto, è anche una situazione meramente statistica, perché ad un certo punto la legge dei grandi numeri ti arriva a far perdere una partita. Poi come arriva questa partita? Perché esiste la partita stregata, esiste la partita dove il portiere ti para tutto, esiste dove tu prendi pali, traverse, sbagli rigori e davanti alla porta non riesci a segnare. Esistono queste partite qui. Esistono pure le partite dove tu potevi fare qualcosina in più e non l'hai fatto. Esistono le partite dove l'avversario è più forte. Tutto questo fa parte di un percorso, di una stagione. Una squadra che si è dimostrata fortissima, il Napoli, arriva ad un certo punto a perdere un po' di brillantezza, arriva perché è sfortunato. Insomma, per la legge dei grandi numeri non è che potevamo fare 107 punti e vincerle tutte fino alla fine dei secoli. Arriva e deve arrivare. Arriva con la Lazio, poteva arrivare con l'Empoli, poteva arrivare con la Cremonese, è arrivata con la Lazio. E ce la prendiamo come ce la prendiamo. Per me gli scontri diretti sono tutte potenziali triple, e con le piccole che non devi perdere, perché lì secondo me perdi certezze. In questa partita qui penso che i ragazzi sono delusi, ma vogliono riprendersi subito. Zielinski ha parlato, sanno quella che è la loro forza. Non dovrebbe arrivare un momento di sconforto che dice ok, adesso siamo vulnerabili e perdiamo tutte le partite. Mi sembra esagerato, non dovrebbe succedere così, anche perché poi dietro dovrebbero fare loro la rincorsa di non perderle mai. Anche a loro vale la regola dei grandi numeri. Quindi questo è il quinto elemento. Il sesto elemento che vi dicevo dell'età, perché ok, magari in questo filotto si poteva anche fare, però ci dicono se poi in città si respira un'aria così festaiola, probabilmente un gruppo più maturo, un gruppo meno perché sono giovanotti, la gioventù ha portato anche a queste vittorie, però adesso potrebbe un gruppo giovane farsi prendere dall'entusiasmo dei social, perché loro sono sempre sui social e questo è vero, e quindi qualcuno potrebbe aver lasciato qualche centimetro per strada e dire vabbè, abbiamo vinto, adesso qualcuno, Osimhen fa un gol, Kvara con i 2 milioni di followers che lo spingono fa un dribbling, no, e questo non è il caso. E Spalletti lo ha detto bene: non dobbiamo togliere le mani dal volante, né i tifosi né noi, ovviamente non noi giocatori, e quindi continuare ad andare e riprendere il cammino che ci ha portato a questo grande vantaggio, che ci permette di parlare di una sconfitta con grande serenità, perché non è niente compromesso. Andiamo velocemente alle pagelle. Le pagelle possono essere discutibili, ma in una sconfitta io do il 6 a Di Lorenzo per quel salvataggio, perché lì mi fai vedere che sei concentratissimo al quarto minuto, non molli niente. 6 a Di Lorenzo. Poi anche lui qualche passaggio l'ha sbagliato, qualche cross è finito sul corpo degli avversari, non è riuscito ad incidere come al solito, però il 6 glielo do. Do 5,5 sia ad Amir che a Kim, do 5,5 a Meret. Non può fare un miracolo là, però avresti avuto 7 se avessi fatto quel miracolo. 5,5 è abbastanza generale, ognuno per motivi diversi. Amir il 5,5 e Kim il 5,5 non hanno lasciato spazio a Immobile, benissimo, ma la Lazio non ha neanche attaccato, quindi il 5,5 arriva perché non avete trovato la soluzione per evitare la gabbia Lobotka, quindi qualche passaggio in avanti, essere un po' più veloci. Quindi Amir e Kim 5,5, quel colpo di destra magari lo indirizzavi diversamente, 5,5. Olivera 5,5, anche perché non voglio poi dare la croce sul ragazzo,
si è trovato lì. Per me il terzino normale che va benissimo, qualcosina ce la fa vedere e qualcosina non ce la fa vedere, come idem Lobotka, che avrebbe potuto cercare di andare direttamente oltre quella gabbia, venire tra i due terzini, e non ce l'ha fatto vedere. Anghissà idem, attacca e stacca, 5,5. Zielinski idem, 5,5. Ha avuto la possibilità di tirare un paio di volte, è stato impreciso, qualche volta non è stato servito, era presente nella partita, qualcosina l'ha fatta, 5,5. Lozano 5,5, qualcosina l'ha fatto anche lui nel primo tempo e purtroppo non è stato abbastanza, anche lì i cross non sono arrivati. Osimhen 5,5 perché si è sbattuto, ma potevi anche tu probabilmente venire ad aiutare a centrocampo e quindi ripartire da lì se la palla non ti arriva, e l'ho visto spesso in fuorigioco. 5,5. A Kvara devo dare 5 perché purtroppo, ragazzi, è un 5 che vale 5,5 come gli altri, perché poi alla fine, se vedi il colpo di testa di Osimhen che prende il palo, la traversa, viene da un altro dei suoi assist pennellati, e quello che si crea in avanti lo crea Kvara. Però purtroppo il colpo di testa che fai all'indietro verso il centro ti permette, Vesino, di fare l'Eurogol, e lì si sblocca la partita, che è una partita 0-0 con un punto. Avremmo parlato di classifica che si muove, e quindi purtroppo oggi Kvara deve prendersi questo 5 perché arrivi un po' in ritardo, perché arrivi un pochino poco lucido, ed è giusto così. Si può parlare di Spalletti 5,5 perché non hai trovato una soluzione alternativa, una soluzione A, oppure perché i cambi, è chiaro, quando si parla di ritmo, del motivo numero 3, si parla anche di poca brillantezza, e quindi magari i cambi potevano avvenire un pochino prima, nelle partite precedenti, nelle partite che avevi già vinto. Quindi mettiamo un pochino tutto nel calderone e non facciamo alcun dramma, perché ovviamente questa è una di quelle partite che può capitare, e si può prendere, come è successo in questa stagione, come spunto per riazzerare e ripartire fortissimi. È successo con il Liverpool, è successo con l'Inter, la Cremonese quella resta isolata e siamo fuori dalla Coppa Italia, però è successo già, e ci siamo rimessi in cammino, aumentando, dopo aver fatto questi errori, il gap con le avversarie. Quindi molto bene. Andiamo avanti così. Da New York Valerio Fluido è tutto, ci sarà l'Atalanta, oggi gioca l'Atalanta, sta quasi per giocare l'Atalanta, vi state vedendo l'Atalanta perché è importante l'Atalanta. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi, cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saveri da soli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.